Arrivo qui 35 gradi, è una meraviglia. Quindi già come prima cosa la luna che ci guarda lì, e che vogliamo di più? Queste stanno sperate. Beh, abbiamo finito l'incontro, allora, visto che ormai le cose Carmelo le ha dette tutte, voi lo vedete così, molto ilare, scherzoso, ma è una persona veramente molto molto cocciuta, da buon calabrese, una persona comunque ben determinata. Pensate che il libro di cui così abbiamo mutuato il titolo per questo incontro, Eravamo terroristi. Eravamo quindi al passato, il che vuol dire che non lo siete più, perché in poche parole al plurale, visto che il libro l'hai scritto tu. Perché dovete sapere che padre Carmelo ha un vissuto molto particolare. Ovviamente prima di essere prete è stato uomo, ha vissuto delle esperienze veramente al limite anche della legalità, se vogliamo, perché ovviamente erano periodi storici, parliamo dei primi anni 70, quando lui ha cominciato quasi terminato i suoi voti, perché nel 70, se non ricordo male, diventò appunto prete, e nel 71 lo mandarono subito via dall'Italia. Questo vi fa capire un attimino che presenza potesse essere Carmelo qui in Italia, appunto. Voglio leggervi una piccolissima cosa da un libro che si intitola Un prete ribelle. Ovviamente lui, questo già vi fa capire di che cosa stiamo parlando, che tipo di personaggio sia. Una cosa che mi ha colpito non poco, anche perché è molto dura e molto forte. Spesso quelli con cui parlavo non immaginavano lontanamente che fosse un sacerdote. Se non ho imbracciato il mitra è stato un puro caso. Nelle zone infamante di Piccadilly, dove io lavoravo, andavo a trovare per strada, lei mi ha seguito ed è veramente parla poi di questa esperienza. E poi l'ultimo libro che è uscito da poco, quest'altro, Un prete ribelle, che ha scritto una giornalista sempre di Torino, che lavora per 24 ore, come si chiama? Sole 24 ore, Sole 24 ore, lavora in televisione, e anche lì è venuta a Londra, ha seguito, quindi sono libri molto, diciamo, molto semplici, ma molto umani, un linguaggio che scorre bello, limpido, questa è la cosa. Ritornando, e quindi questi libri io ne ho portato una decina di copie di ognuno, poi vorrei prenderci, c'è la guida della Chiesa nostra. Allora, la domanda che mi facevi, io ho incominciato a lavorare in carcere a Londra, quando mi hanno inviato a Londra i miei superiori della congregazione dei padri, io stavo a Ostia Lido, che è vicino all'aeroporto di Fiumicino. Che per un prete già mandarlo a Ostia, appena preso i voti, è già qualcosa di... Ma lì eravamo un po' tutti pazzi, veramente, veramente pazzi totali. Erano gli anni 70, gli anni un po' di piombo, diciamo, dove iniziavano le prime contestazioni. Io facevo l'università a Roma, chiudevamo i professori dentro lei, facevamo scioperi della fame, come fa Pannella adesso.